Lucia Chessa, laureata in filosofia, insegnante, ha un'esperienza amministrativa come sindaco di Ausis per 2 legislature. Lucia Chessa, diamo la parola. Sono tante ragioni perché ognuno di voi sia qui e perché ognuno di noi abbia fatto una scelta tipo quella che abbiamo fatto noi, no? Di metterci in gioco in una formazione piccola che apparentemente qualcuno potrebbe pensare non dà garanzie di grandi carriere, di grandi poltrone, eccetera, eccetera. È vero, le cose stanno così, però se ci guardiamo attorno, e penso che voi che siete qui l'avete fatto, non troviamo una ragione che è una che ci non troviamo una ragione che è una che ci consigli di stare a casa, ci consigli di stare a casa. Se non si sente, dice che bisogna forse sollevare, la porta. Mi avvicino di più, così va meglio, va meglio, ok. Allora, le ragioni, stavo dicendo, sono veramente di diversa natura, sono generali e sono invece riguardano noi, la nostra vita, la nostra regione. Va meglio così. Veniamo da 5 anni di governo Pigliaru e io ho sentito Pigliaru che cantava vittoria, no? Nelle sue interviste, facendo bilanci esaltanti di 5 anni di positività per la Sardegna, di novità positive, eccetera. Invece non è così. Non è così. Se fossero onesti avrebbero modo di capire, di questo è un sabotaggio. Spegni. Perché lo manda lei? Stavo dicendo questo, cerco di riprendere. Allora, ci sono ragioni generali che ci consigliano tutti quanti di stare qui. È bene che ci guardiamo attorno che cosa sta succedendo. Un mondo di disuguaglianze. Io sono un insegnante di storia, questo è un mondo di le disuguaglianze di questo tempo mi ricordano quelle della Francia prima della rivoluzione francese. Non è uno scherzo, non è una battuta, è proprio così. Un mondo di sottrazione di diritti a tutti i livelli, di tutti i tipi, diritti individuali, diritti democratici, diritti del lavoro, diritti fondamentali delle persone. E quindi siamo in una situazione che non credo consenta a nessuna persona di buona volontà di restarsene a casa. Ha ragione Maddalena, non ce n'è altro, non ci sono alternative, non ci sono alternative. La destra ormai è una destra razzista, è una destra razzista, xenofoba, che sta ledendo diritti umani. Mai avrei pensato, mai sono cresciuta con questa ingenuità, no? Che alcune cose fossero definitivamente chiuse nelle pattumiere della storia e invece no, ci troviamo ancora qui a dire che non siamo razzisti e invece è scontato che non siamo razzisti. Questa è la destra. Molti di voi e anche di noi forse hanno per un attimo pensato che una speranza venisse dal Movimento 5 Stelle, anche a Nuoro questo locale è stato pieno e invece avete visto cosa è successo,
come si sta accodando a quei disvalori il Movimento 5 Stelle. Nessuno che abbia a cuore, che abbia capito cosa sono cos'è la dignità della persona può accodarsi a delle scelte di quel tipo. Poi c'è la sinistra, Pigliaru, che appunto canta vittoria e fa un bilancio che non sta né in cielo né in terra, e dicevo che se fossero onesti avrebbero la possibilità loro di capire quello che capisce ogni sardo, di capire la difficoltà che c'è per esempio di accedere ad una cura se si ha bisogno, di accedere alla medicina di base. Capirebbe che la Sardegna ha continuato ad essere inquinata, di bonifiche non se n'è parlato, insomma capirebbe che la Sardegna attraversa una crisi incredibile, l'ennesima della nostra storia, sulla quale loro non hanno inciso assolutamente, anzi forse hanno peggiorato, si sono fatti gli affari loro, questa è la verità. E invece io penso che la Sardegna abbia diritto ad un governo migliore, perché abbiamo tante potenzialità, incredibili potenzialità noi vediamo. Abbiamo un mercato alimentare, abbiamo la possibilità di riempirlo quel mercato tramite il lavoro nostro, dei nostri agricoltori. Abbiamo enormi competenze in Sardegna che se ne stanno andando. Le risorse, la risorsa fondamentale di un territorio, che è la risorsa umana, se ne sta andando. Cos'ha da cantare vittoria a Pigliaru se 10.000 giovani se ne vanno dalla Sardegna ogni anno? Non è possibile. Abbiamo un patrimonio ambientale che chiede solo di essere tutelato. Io sono stata sindaco in un comune dove c'è un territorio comunale che è una risorsa enorme, per il quale non sono mai riuscita a farmi dare un centesimo per elaborare un piano di valorizzazione. E ci sono migliaia di ettari di territorio comunale bellissimo, ricchissimo, fermi lì. Nessuno ci ha mai investito nulla, se non quella, l'uso che ne fa Forestas, l'uso relativo, approssimativo e insufficiente che ne fa Forestas. Abbiamo diritti, la giunta Pigliaru si è confrontata con lo Stato in un modo servile, restituendogli, regalandogli risorse che erano già nostre. Io non ho capito ancora come fanno a spiegarlo questo, per quale ragione hanno risolto in quel modo la vertenza entrate, regalando, non rinunciando a chiedere altro, regalando ciò che era già nostro a norma dello statuto. Mi domando come fa a giustificarlo, non ho mai sentita una giustificazione di questa cosa che hanno fatto appena saliti al governo della Sardegna. Che modo è? Era il modo di, inchinarsi all'amico Renzi, ma non sono prezzi che possono far pagare a tutti quanti quelli dell'inchinarsi ai propri amici. Non è possibile. Ho finito. Scusate se mi sono dilungata, ragazzi.